Buona giornata da prealpinea.it. 2 i casi di omicidio stradale al centro dei processi oggi in corso al Tribunale di Varese. In aula è stato ricostruito l'incidente in cui il 5 settembre 2017 sulla SP1 a Groppello di Gavirate un ciclista di 66 anni fu travolto e ucciso da un'auto che invase la carreggiata opposta. Imputato il ventenne conducente della Fiat Croma, risultato positivo agli stupefacenti. Un altro giovane deve invece rispondere della morte di un'anziana, classe 1930, investita da un'auto in via Virgilio a Varese il 7 gennaio 2017 e poi deceduta in ospedale 20 giorni dopo. All'automobilista viene contestato anche l'uso del cellulare al volante. 3 giovani, tra cui 2 rapper, sono stati arrestati ieri a Milano e a Sondrio dai carabinieri e dalla polizia perché ritenuti responsabili a vario titolo di 4 rapine commesse ai danni di ragazzi a Milano e a Vignate nel milanese. Misura cautelare in carcere nei confronti del rapper ventenne noto come Baby Gang e arresti domiciliari per il 18enne SD e per il rapper ventenne marocchino Neyman Ezza. Gli arrestati avvicinavano le vittime forti della superiorità numerica e delle minacce. Si facevano consegnare denaro, gioielli e altri effetti personali. In 3 casi alle colonne di San Lorenzo e in Piazza Vetra, nel maggio 2021, le vittime sono state bloccate e colpite con pugni al petto e con schiaffi prima di essere derubate delle collanine d'oro. A luglio a Vignate a 2 persone erano stati rubati denaro, auricolari e le chiavi dell'auto perché non seguissero i rapinatori. Ed eccoci a Cuveglio, grande spavento questa mattina poco prima delle 9 nel parcheggio del poliambulatorio. Un uomo di 84 anni ha avuto un malore mentre era al volante ed è andato a schiantarsi contro un muretto. Sul posto in via Asilo sono stati immediatamente chiamati un'ambulanza dell'SOS e un'automedica. Le condizioni dell'anziano sono gravi. Una scena simile era avvenuta ieri sera a Leggiuno. Poco prima delle 20 un uomo al volante della propria auto ne ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro un muro di recinzione. 2 persone sono rimaste ferite ma in maniera lieve. E ci spostiamo a Vigiù, dove dalla pancia di un cane sono stati estratti ben 11 chiodi. Il 4 zampe sta lottando tra la vita e la morte dopo aver ingoiato ieri un boccone di carne contenente dei chiodi. L'episodio è avvenuto nella zona del cimitero vecchio di Vigiù, nei pressi di Largo Fratellanza, dove sono stati rinvenuti dei bocconi pericolosi per gli animali. Quando ha iniziato a stare male, il cane è stato portato dal veterinario che ha deciso di operarlo immediatamente. Durante l'intervento sono stati rinvenuti addirittura 11 chiodi. Il comune ha pubblicato un avviso in cui allerta la cittadinanza di prestare massima attenzione e la polizia locale sta esaminando le immagini delle telecamere disseminate sul territorio per provare a stanare il delinquente. Il caffè al bar ora rischia di diventare amaro, anzi indigesto, a causa dell'impennata record del costo delle materie prime. Il fenomeno non risparmia neppure il tanto amato espresso, con le quotazioni del caffè arabica aumentate dell'80%, mentre quelle del robusta sono salite del 70%. A essere più salato è anche lo zucchero, senza contare l'aumento del latte. A questo punto baristi ed esercenti sono obbligati a correre ai ripari aumentando i prezzi e già succede. Il caro caffè comincia a farsi sentire a Varese come a Busto. Al caffè Zambelli di Varese, la nota torrefazione La Brasiliana di via Manzoni, la decisione è stata inevitabile. Il caffè al banco passa da €1 a €1,10, ma si tratta, dicono i titolari, di un aumento del 10%, mentre quello del caffè all'origine è lievitato del 40%. A Busto Arsizio, Osvaldo De Tomasi, titolare dell'Enoteca Pasticceria Oscar, esorta a tenere conto di tutti i costi gestionali. Sono anni, dice, che i baristi si sobbarcano direttamente gli aumenti per non gravare sulla clientela. Ora però temo che non sarà più possibile. Chiudiamo con una notizia da Busto Arsizio: sistemare il verde pubblico in una città dal territorio particolarmente vasto
costa parecchio, così il Comune chiede aiuto ai privati. Per valorizzare le aiuole e le aree verdi pubbliche, la Giunta Antonelli ha deliberato di prevedere la possibilità che i privati adottino un'aiuola anche sulle aree adiacenti e prospicienti i centri storici di Busto, Borsano e Sacconago, in aree che fino adesso erano escluse dal piano generale degli impianti pubblicitari. Questa novità permetterà ai privati di promuovere le loro attività negli spazi verdi, che contribuiranno così ad abbellire e a mantenere, migliorandole e garantendo un migliore decoro per la città. Questa era l'ultima notizia, vi diamo appuntamento all'edizione delle 19 e vi auguriamo buona giornata.